L'Università di Padova è al primo posto in Italia per qualità della ricerca, come è stato proprio attestato dalla VQR, i risultati sono usciti pochi giorni fa e abbiamo moltissimi dei nostri ricercatori che sono impegnati in ricerche che riguardano i temi energetici, i temi delle materie prime critiche, ma anche i temi socio-economici e collegati al lavoro, collegati appunto al tema della transizione energetica e di come questa sta impattando nel mondo del lavoro. Tutti loro vengono chiamati all'interno del forum a portare il loro contributo di tipo scientifico. L'Ateneo però ha anche un impegno di sostenibilità che si realizza attraverso la trasformazione dell'organizzazione interna e attraverso precisi obiettivi che abbiamo in termini di piano energetico, ad esempio, piano di riduzione delle emissioni di CO2 e che mettiamo in campo ogni giorno attraverso l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, l'efficientamento dei nostri edifici e dei nostri impianti naturalmente e il miglioramento anche dell'organizzazione da un punto di vista logistico. Questo ci porta a grandi risultati dal punto di vista della riduzione dei consumi e delle emissioni, ma anche ad avere un bagaglio di esperienza pratica, tecnica, non soltanto di esperienza dal punto di vista scientifico e quindi ci pone come soggetti attuatori di grande interesse all'interno del forum perché portiamo non solo la competenza scientifica ma anche l'esperienza pratica. Grazie a questa riusciamo spesso a portare i nostri risultati, i nostri dati che vengono prodotti in un contesto di ricerca scientifica ma anche attuazione nei tavoli che contano per poter in qualche modo trasformare le policy, trasformare le normative, trasformare le tecnologie e quindi consentire una transizione energetica a una platea molto più ampia di soggetti.